Buongiorno da Isola Verde, siamo qua perché naturalmente i disagi del ponte sul Brenta, che è ancora in alto mare per quanto riguarda la realizzazione, per quanto riguarda la fine lavori, sta creando non pochi problemi a questa parte di spiaggia appunto del comune di Chioggia. Adesso andiamo ad ascoltare un po' di operatori che naturalmente lamentano il fatto che per uscire solo dalla spiaggia ci servono un'ora, un'ora e mezza quando in orari di punta, ma soprattutto perché anche la logistica stessa ha dei grossi problemi, chi deve essere rifornito del pane, alimentari e quant'altro hanno veramente difficoltà all'approvvigionamento. Ricordiamo che qua a Isola Verde c'è uno dei più grossi campeggi e più importanti campeggi d'Europa, Isamar, ma non solo, ma ci sono centinaia di persone che hanno anche il loro appartamento e che quindi regolarmente verrebbero in questa spiaggia, ma che adesso ci stanno veramente ripensando. Andiamo. Fila dalla mattina alla sera, tutti quanti i clienti, i soliti clienti fanno il giro laterale, oltre a smog, rumore, proprio un disagio, un'ora per passare da qua, per fare 1,5 chilometri, un'ora per passare il ponte. Il lavoro è calato comunque? Beh, il lavoro, guarda, è diminuito un 10%, si lavora il 10% perché non fanno sia quel lavaggio con il carburante, non vengono a fare benzina o gas o quello che è, perché appunto si trovano che devono fare un'ora di fila per venire, un'ora di fila per tornare indietro. È proprio, speriamo che finiscono presto, speriamo. E quanto disagio sta portando i lavori sul ponte? Tantissimo per chi deve venire a lavorare, per i turisti, per la gente del posto, ad esempio per il trasporto del pane che non me lo portano, quindi io parto la mattina, quello che ho e il resto devo lasciar perdere anche i clienti, quindi porta dei grossi svantaggi. Nei weekend c'è stato un po' di lavoro, ma non come si dovrebbe lavorare, causa appunto della strada. Abbiamo perso come minimo il 50%, perché la gente non viene, è stufa. Stai in colonna un'ora, due, si stufa e non viene, purtroppo è così. Ecco, le prospettive quindi per la stagione non sono eccezionali? Molto male. Molto male. Però al di là del fatto contingente del ponte, Isola Verde è sempre stata penalizzata per le entrate, per la comunicazione. Come mai non si è mai riusciti a... Contro la politica non puoi fare niente. Ah, sì? Non puoi fare niente. Loro comandano. Mi chiedo io, come mai un ponte ci vuole fare un ponte 3 anni? Sì, questa è una domanda che ci sta facendo tutti. 3 anni fare un ponte. In 6 mesi hanno fatto il ponte Morandi a Genova. Questo ponte quanto vi sta penalizzando? Moltissimo, specialmente per i pendolari che non riescono a passare, ci vuole 40 minuti di colonna. Cioè sono scoraggiati e non vengono? Non vengono, si fermano prima in qualche altro posto o vanno direttamente in un altro posto. Quanto è incisivo il turismo pendolare per questa spiaggia? Parecchio, specialmente fine settimana, perché è così. E secondo lei riusciranno entro pochissimo tempo a finire i lavori oppure sono cose bibliche? Vedendo mi sembra di no, ci sono pochi operai che lavorano, dovrebbero lavorare a turni anche di notte per andare avanti. E delle volte si vedono solo 2 o 3 operai. I disagi sono enormi, qui abbiamo avuto un calo anche domenica, non c'era praticamente nessuno nonostante la bellissima giornata. E lavoro zero e basta, è un disastro completo praticamente, non stiamo lavorando per niente. Tutti fanno fatica a venire, proprietari, giornalieri, tutti quanti, praticamente per venire ci vorrà solo sul punto del ponte ci vorrà circa 3/4 d'ora per entrare. Per uscire è ancora peggio, perché per uscire per i semafori è ancora peggio la situazione, quindi anche domenica, per sentito dire, anche un'ora, un'ora e mezza per uscire da Isola Verde, quindi si può immaginare qui siamo messi molto male. Ecco, l'ANAS ha detto che entro il 5 luglio finiranno i lavori, lei ci crede?
Non ci credo, ci voglio sperare perché per il bene mio e di tutta la collettività, però non ci credo, anche se viene il 5 luglio è tardissimo, perché praticamente è più importante il mese di giugno con i pendolari che il mese di luglio. Questo chi che non lavora non fa i conti così burocratici non lo sa.